Oggi si è parlato delle risorse dei fondi strutturali di quell'asse 6 e dei fondi FAS per i cantieri di lavoro e per i centri urbani che interesseranno i sindaci, i comuni. Poi si è parlato anche di aeroporto e anche di quelle infrastrutture dei trasporti come le autostrade di cui Agrigento è priva. Non domani mattina, ma invertendo la tendenza, credo che questa provincia ne abbia diritto. È una delle più belle della Sicilia e non può essere confinata agli ultimi posti delle graduatorie. Ma è un riconoscimento importante il fatto di aver realizzato qui a Agrigento questo importante appuntamento che segna per tutta la Sicilia la presentazione dei bandi relativi all'asse 6, che segna la provincia di Agrigento e per la città di Agrigento un riconoscimento sulla capacità di progettazione per riuscire a competere e portare fondi e finanziamenti nella nostra terra. Noi stiamo concorrendo con tutte le energie che sono a nostra disposizione per competere e portare le risorse alla nostra terra senza chiedere l'elemosina a nessuno, ma avendo tantissima storia e competenza per poter partecipare e portare finalmente risorse alla nostra terra.